Diventa sempre più esplosiva l'emergenza profughi anche nel Veneto. Il governo guidato da Renzi ha deciso di aprire 1 o 2 centri di smistamento anche nella nostra regione e domani è previsto in prefettura a Venezia un super vertice operativo con i prefetti e i questori della regione, i sindaci dei comuni capoluogo e le forze dell'ordine per decidere come mettere in pratica la volontà governativa. Il sottosegretario all'interno Domenico Manzione non nasconde che sul fronte dell'accoglienza le strutture sono in affanno sotto il peso di ben 85.000 arrivi registrati dal gennaio ad oggi e di questi ben 25.000 hanno chiesto asilo politico. Il piano del governo prevede una distribuzione equa dei migranti nelle regioni a seconda della loro ampiezza. La Lombardia ne accoglierà ad esempio quasi 1.500 e dunque il Veneto potrebbe riceverne sicuramente almeno 500. La quota sarà discussa con la Caritas. Il progetto degli interni è di individuare strutture con 100 posti letto dove alloggiare i migranti al massimo per 2 mesi e mentre continuano ad arrivare gommoni pieni di disperati, monta in rete la polemica contro il degrado portato a Mestre proprio dai migranti che una volta accolti finiscono nelle mani delle organizzazioni malavitose. È recente il ricordo dell'occupazione abusiva della villetta della Caritas di via del Gaggiano a Zelarino, diventato ricovero di sbandati e spacciatori, sgombrato appena il 27 giugno scorso.